Continuano le segnalazioni da parte del Codacons di Agrigento. Oggi i riflettori vengono puntati sulla discarica di Fondacazzo, dove sono ben evidenziate, come si vede dalle immagini girate, i rifiuti di tutte le specie, del tipo ingombranti, si vedono elettrodomestici, tavoline, sedie, insomma di tutto di più. Per il Codacons di Agrigento l'incuria, la situazione igienico-sanitaria della città è al collasso, ma il mancato controllo sull'abbandono di ogni genere di rifiuto, con il conseguente proliferare delle discariche abusive che gravano economicamente sui cittadini più vessati d'Italia, il proliferare incontrollato dell'abusivismo in ogni ambito, lo scarso controllo sulla viabilità sono davanti agli occhi di tutti. Non è assicurato più, secondo il Comitato di Consumatori Agrigentini, alla città un servizio da parte del vero corpo di polizia locale, quella polizia locale a cui per legge è demandato invece il controllo del territorio. Troppi sono gli agenti per il Codacons impegnati in compiti amministrativi, c'è anche chi viene distratto da altri compiti istituzionali, seppure al comune in pianta organica si trovano già autisti di ruolo. Potremmo scrivere tanto altro ancora, ma la situazione è sotto gli occhi di tutti. La mancanza assoluta di controllo del territorio produce tutto ciò che ha portato Agrigento all'attuale situazione. E dopo la segnalazione del Codacons di stamattina, come si vede dalle foto, si è provveduto nella mattinata di oggi a mettere un cancello per impedire l'ingresso agli estranei alla forestale. La discarica sarà trasferita in altro luogo.